nuova campagna di vaccinazione contro l'influenza. Si parte il prossimo 4 novembre. Si può andare negli ambulatori ASL o dal proprio medico curante, distribuiti in Liguria oltre 260.000 dosi. Un comitato per il rilancio della strada statale 523 di Centocroci, sindaci, amministratori e politici uniti per chiedere ad ANAS e al governo di potenziare l'asse viario tra Levante e il Parmense. La cultura dell'incontro, la base del dialogo interreligioso, a Chiavari il confronto a più voci nell'ambito del percorso di formazione dell'ecumenismo promosso dalla diocesi. Un brevetto per Hydrocarbot, nuova sfida per il robot costruito da 4 studenti dell'Istituto Licetti di Rapallo, medaglia d'argento ai mondiali di robotica a Dubai. 2 artigiani e 2 artisti premiati nei giorni scorsi a Chiavari dalla società economica. Il prestigioso Turio Copello assegnato a Jamet, Poggi, Giuffra e Mangiante. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Parte a giorni la nuova campagna contro l'influenza. Quest'anno il vaccino contiene ceppi diversi rispetto a quelli dello scorso anno. In Liguria ad oggi sono state già distribuite oltre 260.000 dosi. Si può andare negli ambulatori della ASL ma anche dal proprio medico di famiglia. Vediamo. 8 milioni gli italiani colpiti lo scorso anno dall'influenza. Per questo la Sanità Ligure tiene alta l'attenzione sulla nuova campagna di vaccinazione. Dal 4 novembre al 20 dicembre potranno vaccinarsi gratuitamente tutte le persone di età pari o superiore ai 65 anni e chiunque si trovi in condizioni di rischio, donne in gravidanza, cardiopatici, diabetici, persone con bronchiti croniche, solo per citare alcune delle categorie coinvolte. Ci si vaccina contro l'influenza e il pneumococco con una particolarità quest'anno per i 65 anni. Da indicazione della Regione Liguria offriamo gratuitamente il vaccino contro l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio a tutti i soggetti nati nel 1954, quindi ai 65 anni. È una malattia che a volte può decorrere in maniera banale, però spesso dà incontro a complicanze anche gravi, in particolare alla nevralgia post-erpetica, che è una delle complicanze più temibili dell'herpes zoster. L'azienda sanitaria locale invita alla vaccinazione anche tutti coloro che lavorano a contatto con le persone. Farlo è importante per se stessi, ma anche per ridurre l'incidenza del virus. Tutti quelli che si vaccinano proteggono anche quelli che non si vaccinano. Determina anche una riduzione dell'assenteismo nei periodi, per esempio, in cui c'è più necessità di avere personale negli ospedali, negli ambulatori, nei pronto soccorsi, eccetera, ma anche in altre strutture, nei treni, per esempio, nelle poste, nelle scuole. Ci si potrà vaccinare nello studio del proprio medico curante o negli ambulatori dell'ASL 4. Sono già state distribuite 23.145 dosi. Tutte le categorie individuate dal Ministero della Salute hanno il vaccino gratuitamente. Se qualcuno ritiene di non appartenere a una delle categorie individuate dal Ministero, può anche accedere ai nostri ambulatori o acquistare il vaccino in farmacia, faremo pagare un ticket. Il divieto di ancoraggio nella baia di Paraggi non è segnalato in maniera adeguata. E quanto ha scritto alla nostra redazione una delle persone denunciate domenica scorsa per aver gettato l'ancora nella baia tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Secondo il diportista, la boa, posta a segnalazione della prateria di Posidonia, non riporta alcuna indicazione e non è in un punto ben visibile. La persona denunciata sottolinea la gentilezza dell'intervento del personale della Guardia Costiera, lamenta la sproporzione fra la denuncia penale e la disattenzione che ha generato il comportamento errato e precisa che in zone molto vicine a quella di Paraggi il transito è consentito regolarmente. Sindaci, amministratori e politici del Levante e del Parmense insieme a chiedere ad ANAS e al governo la rettifica della strada statale 523 di Centocroci. Nei giorni scorsi a Tavarone di Maisana si è svolto un momento di confronto sulla necessità di potenziare il collegamento viario tra i due territori. Risalente al 1800, oggi la strada potrebbe essere migliorata in diversi punti e servono le risorse necessarie per attuare questi interventi. Vediamo.
Un progetto complessivo che guardi alla infrastruttura nella sua totalità e metta al sistema tutti i singoli interventi e miglioramenti sinora realizzati negli anni ma rimasti a sé stante. È quello che dovrà cercare di fare in qualità di unico interlocutore qualificato nei confronti di ANAS e del Ministero delle Infrastrutture il comitato permanente costituitosi a Tavarone di Maisana tra sindaci, amministratori e parlamentari, tutti impegnati per rendere la statale 523 di Centocroci un collegamento più funzionale tra la costa e il Parmense passando per la Val di Vara. Noi dobbiamo fare in modo, con un intervento di ammodernamento e di rettifica, di avvicinare soprattutto le popolazioni di queste zone intanto ai servizi del nostro territorio. Ovviamente poi ci sta la parte turistica. Il tracciato della strada è rimasto pressoché invariato dagli inizi del 1800. Negli anni 90 del secolo scorso erano stati messi in campo diversi interventi di rettifica, rimasti però episodi isolati. Mi riferisco al traforo del Colle di Velva, mi riferisco al ponte che unisce i territori di Sestri Levante con quelli di Casarza Ligure, mi riferisco a interventi immediatamente prima di Varese Ligure, che però, se non sono messi a sistema e raccordati in una progettazione e in una definizione realizzativa definitiva, sono vanificati. Tra i nodi individuati dal comitato su cui lavorare ci sono il collegamento tra Casarza e Battilana, i trafori lato Castiglione Chiavarese e lato Varese Ligure e le connessioni con le strade limitrofe. Al momento di confronto ospitato a Tavarone di Maisana era presente anche il presidente della provincia di Parma, che ha ribadito l'unione di intenti con il vicino territorio ligure. Nel tratto parmense la 523 è ancora di competenza della provincia, abbiamo però avanzato richiesta di trasferimento all'ANAS, crediamo che quindi le azioni sovraregionali di collaborazione istituzionale e politica possano servire nella relazione con il futuro gestore anche del tratto parmense, quindi con ANAS, per condividere progettazioni, investimenti, ma io dico anche manutenzioni e piccoli interventi che però possano migliorare la velocità e la qualità di un collegamento che davvero può essere strategico per entrambi i nostri territori. Lavori di consolidamento per il ponticello di Gramizza Santo Stefano d'Aveto. ANAS ha iniziato l'intervento lungo la 654 della Val di Nure. Questo comporterà una deviazione al traffico. A partire dal lunedì 4 novembre, infatti, e sino al 30 di novembre, i veicoli che arrivano da Santo Stefano dovranno deviare ad Allegrezze, percorrere la provinciale 86 fino a Rezzoaglio, dove potranno tornare sulla principale, percorso inverso invece per i veicoli diretti verso Santo Stefano. Domani alle 10:30 sulla passerella Raffaele Bottino del lungomare Rossetti a Santa Margherita Ligure si terrà una cerimonia di posa di una targa in ricordo della mareggiata che ha colpito il Tigullio occidentale il 29 e il 30 ottobre dello scorso anno. Saranno presenti il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e le autorità locali. Competenza e passione, queste le due parole d'ordine richiamate oggi dal Papa nell'udienza ai membri della Fondazione Don Carlo Gnocchi. Il senso e il valore della professione sanitaria e di ogni servizio reso al fratello infermo, ha spiegato Francesco, si manifestano pienamente nella capacità di coniugare competenza e compassione, ambedue insieme. E già che, ricorda Francesco, l'annuncio del Vangelo è più credibile grazie all'amore concreto con cui i discepoli di Gesù testimoniano la fede in Lui. Ciò che più conta, ha detto il pontefice, è continuare a promuovere quel buon modello della Fondazione Don Gnocchi sia in Italia che nel mondo. Sentiamo ora un passaggio del discorso di Francesco. Non stancatevi di servire gli ultimi sulla frontiera difficile dell'infermità e della disabilità. Insieme alle terapie e alle tecniche più avanzate per il corpo, offrite a quanti si rivolgono con fiducia alle vostre strutture le medicine dell'anima, cioè la consolazione e la tenerezza di Dio. La Chiesa si appresta a celebrare la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti. Il Vescovo presiederà la Santa Messa della Solennità dei Santi domani pomeriggio alle 18 in cattedrale. Sabato 2 novembre Monsignor Tanasini si recherà nel cimitero urbano di Chiavari, dove presiederà l'Eucarestia alle 15:30, mentre alle 18 presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Tutte e tre le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando.
Nell'ambito del percorso di formazione al dialogo interreligioso promosso dalla Diocesi si è inserito l'incontro ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari fra Lorenzo Raniero, teologo, Izzedin Elzir, imam di Firenze, hanno portato la loro testimonianza sottolineando l'importanza del rispetto delle diversità per raggiungere l'obiettivo di promuovere una cultura della pace. Sentiamo. Il terreno comune dal quale partire per favorire un dialogo tra culture e religioni diverse è quello dell'incontro. È lo spirito che nel 1219 mosse Francesco d'Assisi ad andare a Damietta per confrontarsi con il sultano al-Malik al-Kamil, un atto rivoluzionario per quei tempi, indicato ancora oggi come via maestra. Lo spirito è quello di vivere soprattutto un incontro, prima che di uno scontro. E soprattutto direi anche quello dell'abbattimento dei muri che alle volte a livello anche ideologico ci creiamo e che costituiscono un ostacolo notevole all'incontro soprattutto tra le persone, tra gli uomini. La prima volta che sono stato invitato a fare una preghiera interreligiosa, per me la preghiera, quella preghiera rituale, e allora ho detto va bene, partecipo ma rimango a parte. Poi quando ho visto il cardinale di Firenze, quando ho visto il rabbino di Firenze stanno facendo una preghiera interreligiosa, ho capito che non si intendeva la preghiera rituale ma una invocazione per la pace, una di queste. Allora non dobbiamo avere pregiudizi ma dobbiamo lavorare. L'obiettivo non è tanto concentrarsi sui punti in comune, bensì quello di rispettare le diversità. Piuttosto che concentrarci sulle idee comuni, prima di tutto è il sentimento di comune fraternità e di umanità. Ecco, sono aspetti più di carattere esistenziale che non di carattere teologico o ideologico. Ecco, e questa è un po' una grande sfida, perché si è sempre pensato al dialogo come un dibattito, un confronto, e quindi poi è facile che diventi anche uno scontro, piuttosto che l'incontro di due esperienze di umanità e di fraternità che si ascoltano e hanno da imparare l'una dall'altra. In quest'ottica è stato riattualizzato il messaggio che 800 anni fa il Francesco e il sultano hanno lasciato all'umanità, il dialogo come via partendo dalla reciproca conoscenza. E oggi abbiamo più strumenti, abbiamo più capacità anche mediatica di conoscere l'altro, abbiamo più strumenti e allora tocca a noi di fare questo passo di responsabilità e questo anche sforzo che in arabo viene chiamato jihad. Jihad non è guerra santa, le guerre sono sporche, la pace, la convivenza santa. La registrazione dell'incontro sarà riproposta domani alle ore 19:15 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Apriamo la nostra consueta finestra su Genova. Laura Ferrero della redazione del Cittadino presenta i prossimi appuntamenti religiosi organizzati nell'Arcidiocesi e ci parla della lavanderia di Papa Francesco. Sentiamo. Benvenuti, un saluto da Genova. Venerdì 25 ottobre è stata inaugurata in Piazza Durazzo, adiacente a Via Balbi, la lavanderia di Papa Francesco e servizio docce, un'iniziativa della comunità di Sant'Egidio. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità. Si tratta di un prezioso servizio a disposizione delle persone senza fissa dimora che potranno trovare qui quanto necessario per lavare, asciugare e stirare i propri indumenti e potranno provvedere alla pulizia personale in locali doccia appositamente attrezzati. La lavanderia di Papa Francesco si aggiunge ai servizi per le persone senza fissa dimora già attivi nel monastero dei Santi Giacomo e Filippo e gestiti dalla Fondazione Auxilium e a quelli di altre strutture nella nostra città. Il cardinale arcivescovo presiederà le Sante Messe e le funzioni in occasione delle solennità del 1 novembre e del 2 novembre, secondo questo programma. Venerdì 1 novembre alle ore 10:30 presiede in cattedrale la Santa Messa nella solennità di Ogni Santi. Alle 17 sempre in cattedrale presiede i Vesperi. Sabato 2 novembre alle ore 10 celebra la Santa Messa nel cimitero di Staglieno a suffragio dei militari caduti di tutte le guerre. Alle 15:30 sempre a Staglieno la Santa Messa concelebrata dai parroci della città in suffragio di tutti i fedeli defunti. Alle ore 18 la Santa Messa in cattedrale. Domenica 27 ottobre è stata una giornata di festa per la comunità parrocchiale della Natività di Maria Santissima a Quezzi. Monsignor Anselmi, vescovo ausiliare, ha conferito il sacramento della Cresima e al termine della celebrazione è avvenuta l'inaugurazione tanto attesa del nuovo campetto parrocchiale.
Il campetto è destinato al calcio a 5 e alla pallavolo. L'inaugurazione ha concluso una serie di lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dei locali parrocchiali che è iniziata nel 2009. I bambini e i ragazzi della parrocchia hanno dimostrato il loro apprezzamento invadendo il campetto con grande allegria e gioia. Da Genova è tutto, un saluto, restituisco la linea a Chiavari. È stata avviata la procedura per brevettare Hydrocarbot, il robot realizzato da 4 studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo che ripulisce le acque dagli idrocarburi. L'idea, nata all'indomani della mareggiata del 29 e 30 ottobre, ha suscitato un enorme interesse nel settore, tanto che, dopo la vittoria alle Olimpiadi della robotica, i ragazzi hanno conquistato la medaglia d'argento al First Global Challenge di Dubai. Vediamo. La fragilità della Liguria diventa strada per l'innovazione. È quanto accaduto con la costruzione di Hydrocarbot, un robot realizzato da 4 studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo all'indomani della terribile mareggiata del 29 ottobre 2018. I ragazzi, premiati dal comune un anno dopo l'evento che ha distrutto centinaia di barche e liberato in acqua litri di carburante, hanno avuto l'idea di realizzare un robot che, grazie ad una spugna brevettata dall'Istituto Italiano di Tecnologia, pulisce le acque dagli idrocarburi. Stiamo lavorando al brevetto, dato che è uscita l'idea abbiamo costruito il primo prototipo di questo robot che sostanzialmente pulisce il mare dagli idrocarburi, quindi tutte le navi distrutte hanno riversato il loro carburante nelle acque e ora stiamo appunto studiando e portando avanti il progetto e lavorando a un brevetto futuro. È nata dal fatto di vedere la nostra città tutta distrutta e dal collegamento poi con una conferenza di Aspro, delle IT, i quali ci ha mostrato una nuova tipologia di spugna che serve proprio per gli idrocarburi. Come vi siete messi insieme? Siamo della stessa scuola, e ci conoscevamo già prima e ci siamo uniti ancora di più. Grazie al loro lavoro i ragazzi hanno vinto le Olimpiadi di robotica e hanno rappresentato l'Italia al First Global Challenge di Dubai, dove hanno conquistato la medaglia d'argento. L'esperienza vostra, cosa dite? È indimenticabile, è stata molto costruttiva, abbiamo avuto la possibilità di poter dare ognuno il suo contributo per costruire il robot migliore per l'esigenza appunto della nostra città. Ecco. E per te? Anche lo stesso, perché soprattutto per me la robotica è molto importante, e mi piace anche un sacco, e quindi già dal primo robot che abbiamo fatto io ero molto soddisfatto e anche essendo arrivati a livelli mondiali è stato molto bello. Complimenti ai giovani, sindaco. Complimenti ai giovani, Rapallo porta fortuna. Rapallo porta fortuna, io sono veramente molto orgoglioso perché loro rappresentano, ma non lo dico come frase fatta, loro rappresentano il nostro futuro nel mondo della didattica, nel mondo anche della politica. Io sono un politico, quindi ben vengano, è il vostro momento e siete partiti veramente col piede giusto. C'è tanto entusiasmo da parte della città, poi la città tifa per loro e quindi mi fa molto piacere, in primis il sindaco. Un bellunese è stato denunciato dai carabinieri di Moneglia poiché durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. La lama era lunga ben 19 centimetri. Dopo questa notizia di cronaca passiamo a Sportello Economia. Quindi questo spazio dedicato del giovedì, la registrazione del contratto d'affitto può essere fatta online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Con un'unica procedura è possibile versare anche le imposte. I dettagli nella scheda della settimana, la vediamo insieme. Per registrare online il contratto d'affitto bastano pochi clic sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La modalità telematica è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili. La registrazione all'agenzia è un obbligo per chi stipula un contratto d'affitto. A prescindere dal canone pattuito, affittuari o proprietari hanno tempo 30 giorni per procedere con l'operazione. Fanno eccezione i contratti che hanno una durata pari o inferiore ai 30 giorni nell'arco dell'anno. Lo strumento a disposizione si chiama RLI Web, accorcia i tempi, evita code allo sportello, di usare modelli cartacei o di servirsi di un intermediario. Consente di registrare, senza installare alcun software, i contratti di locazione, ma anche comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni, esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.
Gli utenti devono selezionare dalla barra del menu principale la voce cittadini e cliccare su fabbricati e terreni. A questo punto si va su registrazione contratti e in seguito su registrazione di un nuovo contratto. Si accede così allo strumento RLI Web dall'area servizi presente sulla spalla sinistra del menu verticale, selezionando compilazione e invio via web. Infine occorre cliccare sul pulsante blu Accedi a RLI Web e inserire le credenziali Fisco Online o Entratel. Naturalmente va allegata una copia del documento in formato TIFF, TFF o PDF, tranne in alcuni casi particolari segnalati sul sito. Procedere via web offre anche una serie di strumenti in più, come calcolare automaticamente le imposte e pagarle con addebito su conto corrente, anche quelle dovute per le annualità di affitto successive alla prima e quelle che riguardano risoluzioni, proroghe e cessioni dei contratti in essere. La giunta comunale di Cogorno ha approvato il bando per appaltare il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade per tutto il bacino che comprende, oltre a Cogorno, altri 14 comuni della Val Fontanabuona. Un lavoro lunghissimo, durato oltre 3 anni, scaturito dalla delibera con cui Città Metropolitana ha imposto ai comuni la riorganizzazione completa del servizio. Il servizio, secondo le indicazioni di Città Metropolitana, avrebbe dovuto essere affidato fino a dicembre 2020, ma vista la complessità della predisposizione del capitolato, l'amministrazione comunale di Cogorno spera in una proroga sino a dicembre 2022. Con ogni probabilità il servizio potrà partire nella tarda primavera del 2020. Per i cittadini ci saranno alcune novità, come l'introduzione dello spazzamento meccanico e la rimozione dei cassonetti del secco in collina, sostituiti da sacchetti con i codici a barre per la frazione di indifferenziata. E anche il Comune di Lavagna si è dotato di un regolamento comunale per la tutela degli animali. Il documento è stato elaborato prendendo spunto dai regolamenti del comune limitrofi e raccogliendo critiche e suggerimenti dalle associazioni animaliste del territorio. Tra le novità introdotte c'è quella del fiocco giallo. Il padrone, agganciandolo al collare del proprio cane, potrà mettere in guardia su di un particolare stato di salute o comportamentale, per cui è consigliabile non avvicinarsi all'animale stesso. Sono stati redatti articoli relativi agli obblighi dei padroni degli animali, sia in aree pubbliche che private, a protezione dei gatti, delle colonie feline del territorio. Inoltre, considerata la presenza sul territorio di un'oasi faunistica, l'amministrazione ha ritenuto doveroso disciplinare anche il comportamento dei fruitori di questa zona nei confronti della fauna protetta. Crescono dell'8,6% gli ettari coltivati in Liguria grazie al recupero dei terreni incolti. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai. In totale la superficie di terreni coltivati è passata dai 54.525 ettari del 2017 ai 59.231 del 2018. Crescono significativamente le coltivazioni di foraggio come legumi e pascoli, buona anche la crescita delle coltivazioni arboree. Con l'aumento dei terreni coltivati non solo cresce l'economia agricola e di conseguenza gli assunti nel comparto, ma si svolge sempre più la duplice funzione di mantenimento del nostro territorio, così ha spiegato l'assessore. Da una parte si limita l'avanzamento delle aree boschive che in Liguria superano già il 75% e dall'altro lato si porta avanti la strategica azione di conservazione dei terreni, dei corsi d'acqua e dei terrazzamenti, difendendoli soprattutto da fenomeni quali il dissesto idrogeologico. Al frantoio di Lavagna è iniziata la spremitura delle olive fatte arrivare dal centro Italia, in un'annata purtroppo non buona in quanto a resa del raccolto nostrano. La cooperativa agricola lavagnina ha dato la possibilità ai propri soci di produrre un olio di qualità acquistando partite di olive da alcune regioni italiane dove invece la produzione è stata buona. In questi giorni è arrivata una prima partita da 130 quintali da Chieti in Abruzzo di ottima qualità, seppur con una resa non eccellente ma tipica di quelle zone. Altri arrivi sono previsti nei prossimi giorni. Cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento Turio Copello nei giorni scorsi presso la Società Economica di Chiavari. Il premio, istituito a fine Ottocento, riproposto a metà Novecento, è andato a 2 artigiani e 2 artisti. Vediamo.
Hanno abbellito la loro vita con le arti, vitam ex coluere per artes, come recita la medaglia del premio Tullio Copello, catturando l'attenzione di tante persone sul territorio e non solo. Quest'anno il riconoscimento è andato a 2 pittori e 2 artigiani. Medaglia d'oro all'artista Claude Jammet, nata in Zimbabwe, con alle spalle un'incredibile carriera in giro per il mondo, dal 2001 residente in Val Graveglia. Il Tigullio che posto ha avuto nella sua arte? Direi che anche se non dipinge i paesaggi della Liguria, ha dipinto tanti amici e poi di essere circondato dalla bellezza della Val Graveglia dove abita adesso è sicuramente un'ispirazione. La seconda medaglia d'oro è andata alla restauratrice Roberta Poggi di Chiavari. Il mio è un lavoro bellissimo, ha detto, ma sono pochi quelli che oggi vogliono seguire questa strada. Chiudo io e chi lo fa dopo di me, i miei figli fanno tutt'altre cose, quindi è importante che ci sia un futuro, quindi qualcuno che si prenda l'onore e l'onere di portare avanti queste tradizioni. Sarebbe interessante che la Regione si mettesse anche con una piccola realtà però a promuovere l'artigianato. Un bando per un corso professionale. Tipo. Esatto. Fondamentale sarebbe. I premi alla carriera, medaglia d'argento, hanno riconosciuto il valore del pittore Giacomo Giuffra, una vita a metà tra Roma e la Liguria. Chi è stato il suo più grande maestro? Posso dire che ho imparato a non essere come loro. Cioè? Non li ho imitati, li ho conosciuti, posso piegare la testa, ma non li ho imitati. Premiato anche lo storico cameraman Rai Tito Mangiante, un professionista che ha attraversato i molteplici cambiamenti tecnologici dei sistemi di ripresa. Benvengano tutti questi mezzi e benvengano tutti i colleghi e beati loro che non fanno la fatica incredibile che facevamo noi con telecamere enormi, con i fari perché se no non c'era luce, adesso con queste telecamere piccoline, bellissime, li invidio. Resterà aperta da domani sino a domenica 3 novembre l'esposizione di oggetti recuperati dal guardarobe e dal magazzino cittadino della Caritas diocesana. Tesori di scarto, nuova vita alle cose. Questo è il nome della mostra che è stata allestita presso l'auditorium del Centro Sociale San Giovanni in via Raggio a Chiavari. Resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sarà possibile anche acquistare gli oggetti in mostra e il ricavato della loro vendita andrà a favore dei progetti di Caritas diocesana di Chiavari. Andiamo a vedere ora la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 1 novembre. La mareggiata da dietro un vetro è il titolo della mostra fotografica allestita al chiosco della musica di Rapallo. Gli scatti raccontano la mareggiata che ha colpito la cittadina il 29 e 30 ottobre scorsi. Sarà visitabile il 1 e il 2 novembre dalle 9 alle 18. Prende il via a Seste Levante il Festival del Turismo Responsabile. Fino a domenica, nell'ex convento dell'Annunziata, si andrà alla scoperta di un modo di fare turismo più etico e rispettoso dell'ambiente e di chi lo vive. Si inizia alle 10:30 con il saluto delle autorità nella sala Agave, a cui seguirà la visita al Parco dei Castelli. Nel pomeriggio alle 15 tour delle botteghe storiche cittadine. Appuntamenti in agenda per sabato 2 novembre. Il Palazzetto dello Sport di Chiavari a San Pier di Canne ospita la prima prova gara interregionale di scherma organizzata dalla Chiavari Scherma. Gare al via sabato e anche domenica alle 9:30. Escursione guidata alla scoperta dei colori dell'autunno. La propone il Parco dell'Aveto nella zona del Monte Zatta. Ritrovo alle 9:30 al Passo del Bocco nel comune di Mezzanego. Alle 16 al Museo del Damasco di Lorsica si terrà la presentazione del libro Ascolta il mio silenzio di Elena Parlante, iniziativa a cura dell'Associazione Amici del Museo. Primo appuntamento del calendario Dicembre in musica della Superba Chamber Orchestra. Alle 17 nell'Auditorium San Francesco di Chiavari si terrà il concerto Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum. Dirige il maestro Danilo Marchello. Alle 17 nella sala espositiva di Palazzo Fasce e Rossi incontro con Vittorio Lingiardi che presenterà il suo libro Diagnosi e Destino. E con la scheda degli appuntamenti termina il giornale anche per questa sera. Il prossimo appuntamento con l'informazione non è per domani, il 1 novembre, solennità di tutti i santi, ma è per sabato 2 novembre alle ore 12:45 con Tigullio Oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.